mi hanno sfrattato, fra poco capirete a cosa mi riferisco, non ho neanche più un posto dove sedermi, mi hanno costretto a stare in piedi alla mia età, devo stare tutto il tempo in piedi, non è possibile, perché qui c'è una folla incredibile, lo studio credo che così non lo vedremo mai più affollato, gli spazi sono ristretti, ma le abbiamo fatte stare tutte, persino lei che si è schiacciata praticamente. Allora, cerchiamo, siccome io conosco Vanessa Perluga che ci ha già tenuto compagnia per parlare di un'altra disciplina, bentornata per parlare di, vediamo se è preparata, di dressage. Di dressage mi sembra, e a fianco a lei c'è una stilista, è corretto se la definisco così? Un po' esagerato, ma una creatrice. Mi sembra, ricordiamo che lei come Galante che vedete sulle giacche della Coppa delle Regioni che hanno alcune ragazze, creano abbigliamento di alta gamma per l'equitazione, sono entrambi sponsor tra l'altro della federazione, so che lei mette in premio abbigliamento, dico bene? Di solito che capi metti in palio? Normalmente noi cerchiamo di premiare vestendo il cavallo e lasciamo ad altre aziende vestire le amazzoni e i cavalieri, diciamo. Ci preoccupiamo più del cavallo. Che però i gusti del cavallo lui non incide molto perché di solito sono i padroni che decidono colori e quant'altro. Sono più difficili accontentare i gusti delle amazzoni o dei cavalieri? Difficile accontentare i gusti delle amazzoni, perché normalmente i cavalieri hanno le idee molto chiare, ma noi cerchiamo di accontentare. Ringrazio che almeno per una volta noi maschietti sono l'unico qui dentro, penso che mi sento, per una volta siamo meglio, abbiamo meno problemi. Allora, io comincerei proprio dalle nostre giovani ospiti, partendo, sì, è un microfono, lo guardi in maniera della serie. Allora, cominciamo. Allora. Nome, cognome, età, città, dici quello che vuoi. Sono Alessia Barbieri, ho 12 anni, vivo a Raldon, provincia di Verona e... A cavallo come te la cavi? Bene. Cioè come? Dai. Mi piace fare equitazione, da tanti anni la faccio e me la cavo abbastanza bene, soprattutto nel lavoro in piano. Perfetto, passiamo alla... Io sono Giorgia Piazza e ho 14 anni e vengo da Montebelluna e cavalco da quando ho 7 anni e ho iniziato a fare dressage da 2 anni. Come te la cavi? Abbastanza bene, dai, cerco di impegnarmi al massimo. Ecco, partiamo. Come te la cavi? E poi andiamo indietro. Allora, mi chiamo Sofia Foratto, ho 12 anni, vengo da Castelfranco Veneto e mi alleno al Casale e faccio dressage da 1 anno e mezzo circa. Allora, siccome la mamma prima, che era assessore in provincia, che conobbi lì, mi ha detto come te la cavi? Signora mamma, io ho chiesto, ma lei mi ha istruito, ma la figlia non risponde? Vabbè. La mamma se la ride, ha interrotto anche il video, prego. Avrà un video un po' ballerino. Prego, no, come te la cavi? Io mi impegno sempre e sì, sì, abbastanza bene, sì. Cioè? Un risultato? Ad esempio, sono arrivata prima ai campionati italiani. Poca roba, volevi arrivare, prima più di così che dovevi arrivare. Oppure alle Poniadi o anche alla Coppa Italia e ai campionati italiani assoluti. Signora, quanti chilometri si macina per portarla in giro? Mediamente quanti sono all'anno? No, quante macchine fa fuori? Vabbè, allora, passiamo a lei. Che lei indossa la giacca mentre voi un po' così, diciamocelo, non l'avete messa, prego. Io sono Anna Damian, ho 14 anni e vivo a Montebelluna. Vado a cavallo da quando avevo 6 anni, però ho cominciato a fare gare da 1 anno e mezzo, 2. Mi piace molto, mi diverto molto, soprattutto stare con il cavallo. Non so cosa dire, per cui sto zitta. Vediamo a lei.
Sono Elena Zorzi, ho 15 anni, vengo da Macerata in provincia di Treviso e da quando avevo 7 anni che ho incominciato a praticare questo sport e l'agonismo l'ho incominciato nel 2015 e ho praticato sia salto ostacoli che dressage, però... Come è nata la scelta? Continui a fare anche salto ostacoli o no? No, ho preferito continuare con il Perché? dressage, perché secondo me il dressage regala più soddisfazioni rispetto al salto ostacoli, bisogna metterci impegno, però secondo me alla fine quando entri in contatto con il tuo cavallo, quindi c'è un buon rapporto, secondo me il dressage riesce a esprimerlo meglio e a regalarti appunto più soddisfazioni. Siamo alla prossima. Sono Tamara Parisotto, vengo da Paese, monto da 9 anni e faccio completo. Hai detto? Completo, Quindi fai ostacoli, dressage e anche campagna. sì, esatto. E qua ti facci più delle 3 parti? Puoi mentire, non c'è problema, puoi... Cross country, ma mi piace molto il Beh, in dressage. realtà i completisti di solito la parte che amano di più la campagna, Esatto. diciamoci la verità. Quindi il dressage ti piace o lo subisci? No, mi piace. Hai mentito bene, l'Oscar assicurato che no, ti piace Sì, veramente. sì, è vero, mi piace. Perfetto. Sono Giulia Bonifatto, ho 10 anni e sono di Castellazzano e vado a cavallo da quando ho 5 anni e da 3 Metà anni. della tua vita a cavallo. È metà della tua vita, matematicamente è metà della tua vita a cavallo. Faccio Per dressage l'anno prossimo è più così. Perché l'anno prossimo 6 anni a cavallo e 5 no. E quindi solo quest'anno puoi dire metà del mio di cavallo, però non puoi più dirlo. Faccio dressage da 3 anni, ho scelto di fare dressage perché secondo me è la base dell'equitazione e poi mi ha appassionato anche la mia istruttrice. Allora, per capire, nel dressage vedo che bisogna lavorare col cavallo. Alzino la mano quelli che hanno il cavallo loro. Cioè la campionessa invece è l'unica che non ha il cavallo suo. Incredibile, cioè... Anche scusa, non te l'ho visto là. Con che cavallo lavori? Allora, io lavoro con il pony che era di Tamara e mi trovo molto bene con lui e nonostante abbia i suoi anni comunque si mette sempre d'impegno e fa il possibile. Quanti anni ha? 19. 19? Sì. Ma è appena maggiorenne, sono di suoi anni. Per voi siete piccole, sembra vecchio, ma per me che ne ho più di 50 è un bambino. Parlando di dressage, secondo lei perché un atleta sceglie questa disciplina? Per vari fattori, tante volte dal circolo dove arriva, se c'è già qualcuno che pratica la disciplina magari si avvicina perché l'istruttore tante volte è l'elemento trainante che può spingere un allievo a fare più o un'altra disciplina a seconda anche del talento che dimostra quando inizia a praticare l'equitazione con i cavalli della scuola, con i pony della scuola. Qualcuno si vede già dall'inizio che è portato per una o l'altra disciplina e ben vengano finalmente nel dressage, non tutti nel salto ostacoli. Mi viene un po' di depressione perché vedo che ci sono 7 giovani, neanche un maschietto. Sì, devo dire che i maschietti, ma in tutta l'equitazione, a livello giovanile ci sono più ragazze, poi magari ad alto livello ritroviamo anche tanti ragazzi anche che gareggiano a livello internazionale importante, però a livello così iniziale sono più le bambine che amano i loro pony, coccolano i loro pony, iniziano, rompono le scatole in famiglia magari di più per avere il pony, per andare a cavalcare e poi continuano nell'attività agonistica. Parliamo un po' dei risultati agonistici delle ragazze venete? Beh, queste sono il nostro orgoglio, hanno partecipato alle 2 manifestazioni giovanili più importanti d'Italia, le Poniadi e la Coppa delle Regioni, e abbiamo vinto l'oro in entrambe. Quindi la cavate, mi diranno abbiamo vinto qualcosa. Alla grandissima, cioè queste sono le perle della nostra equitazione. Mi aspettavo infatti che dicessero ho vinto, abbiamo vinto. No, sono tutte campionesse queste, hanno infatti, tutte una medaglia d'oro al collo e hanno continuato la loro attività anche a livello individuale, alcune
Italia sono già medagliate a livello individuale, oltre che a squadre, ma per il Comitato Veneto, per il Dipartimento, queste due rappresentative giovanili hanno fatto sempre vittorie l'anno scorso. Quindi torniamo alla domanda che ti facevo prima, come te la cavi? Me la cavo abbastanza Mi bene, mi impegno e... I risultati, vincere, quanto è importante? Sii sincera. Allora, tanto, quest'anno ho partecipato alle Poniadi con la squadra e abbiamo vinto la medaglia d'oro e sono felice. Ci manca. Allora, vediamo, quanto è importante vincere? Vincere non è la cosa più importante, l'importante è vedere il progresso gara dopo gara. C'è il naso che sta facendo una progressione verso le telecamere, una cosa incredibile. No. Sì, ha un'importanza, ma più importante è vedere il progresso. Vincere? È il risultato che si porta da tutto il lavoro, per cui secondo me nel podio comunque chi arriva primo dietro ha più fatica, più lavoro e sicuramente più impegno rispetto ad altri risultati, per cui è come un risultato che porta a tanta gioia e tanto orgoglio di sicuro. Vincere? Vincere è sempre una cosa positiva e ovviamente è il risultato di tanti allenamenti, molto impegno, ma appunto secondo me è importante anche divertirsi e insomma portare avanti il proprio sogno, quello di comunque di continuare ad andare a cavallo e cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Siete di un diplomatico incredibile, sembrate persino finte. Vincere? La vittoria è sempre una soddisfazione, anche la gara è un'occasione per misurarsi con altre persone, però il lavoro a casa seguito da una vittoria dà molta soddisfazione, perché vuol dire che si è lavorato bene, che il cavallo è in forma e comunque è a casa che si crea un'affinità tra cavaliere e cavallo. Poi la gara è una tappa, insomma. La gara è importante, la gara è la vittoria. Allora, la gara è importante, ma quando vinci non è molto importante, perché basta che ti impegni e ti diverti, insomma. Parlando di cavalli, cambia l'abbigliamento del cavallo a seconda della disciplina? Cambia assolutamente sì. Nel salto ostacoli, le amazzoni, i cavalieri possono sbizzarrirsi, vestire i loro cavalli. Nel dressage c'è molto più rigore, c'è meno spazio ai colori, alle opzioni, a queste cose. Magari il dressage si rivela un po' di più in quello che è il campo prova, il lavoro a casa, lì ci si può sbizzarrire un po' di più, si può lavorare un po' di più con i colori, con le fantasie, mentre ripeto in gara il dressage è rigore anche nell'abbigliamento. Ci sono colori di moda in questo momento? Ci sono, io nelle collezioni cerco sempre di guardare a quelli che sono i colori dettati anche dalla moda del momento, mi faccio influenzare anche da cose magari che possono avermi colpito e cerco di mettere anche queste cose nelle mie collezioni. Quindi magari inserisco dei colori, delle cose che mi hanno dato degli stimoli. Quindi quest'anno continuo al rosa, che è la mia grandissima passione. Si vede proprio che rosa. No, ma lei proprio lo esprime che rosa è la sua grandissima passione. Cioè, lo si capisce proprio appena.
Poi il corallo è un colore che abbiamo inserito in collezione quest'anno e in piccole dosi anche nel dressage. Con cosa più strana che un cavaliere o una mazza ne ha chiesto? Sono talmente tante le cose strane o particolari che è difficile ricordarne una. Sono tante. C'è qualcuno che ha detto, oh mio Dio, cosa mi hanno chiesto? Ogni tanto succede che mettere la nostra etichetta, ma più che altro all'estero. Gli italiani per fortuna si distinguono sempre per il buon gusto. Ogni tanto all'estero ci capita di dover dire devo mettere la mia etichetta. Faccio meglio che non la metto, così no, non sono colpevole dell'accostamento che hanno scelto gli altri. No, poi sono anche cose divertenti da raccontare, perché è bello anche che ci sia un modo di esprimersi anche in questo. Abbiamo detto queste ragazze molto brave. Nel Veneto il dressage come sta andando complessivamente? Ma sono molto contenta di essere qui perché una valutazione che facciamo spesso. Noi lavoriamo molto con l'estero, all'estero lavoriamo tantissimo con il dressage e vedo invece che in Italia è molto sottotono, è preso poco in considerazione, quindi è secondo me molto importante spingere il più possibile questa disciplina che soprattutto per i ragazzi è importantissimo per le basi. E Luca? Come sta il dressage in Veneto? In Veneto devo dire che il comitato ha lavorato molto, ha puntato molto sulla formazione e la progressione dei giovani. Abbiamo organizzato degli stage nelle varie province e questi ragazzi che sono stati selezionati per far parte delle squadre, delle rappresentative regionali, hanno lavorato assieme, abbiamo avuto il supporto dei giudici di disciplina in preparazione degli eventi importanti, ci hanno aiutato a valutarli per poter scegliere i migliori e rappresentare il Veneto poi in queste competizioni importanti ed abbiamo avuto successo probabilmente per questa preparazione interna da parte del Veneto che ci ha aiutato in più settori. Dite che parliamo di una squadra, chi è il selezionatore? Sono io, selezionatore come tecnico, assieme a dei giudici, alla signora Lorenza Volterra e Luigino Favero, che sono stati i miei collaboratori l'anno scorso per selezionare questi ragazzi. Parlando dei giudici, ma in questa disciplina non ci sono solo dati oggettivi come sono il tempo e gli ostacoli, c'è anche il giudizio che, come prima vedevamo nel volteggio, ha una sua variabilità. Sì, è una disciplina a giudizio come la ginnastica, come il volteggio, quindi questi ragazzi vengono cresciuti già dall'inizio delle loro competizioni nella ricerca della perfezione in ogni movimento, a seconda delle categorie e del livello che rappresentano devono essere il più possibile perfetti per i giudici che ci sono in questo momento a giudicare, cioè a livello di pony, a livello di junior, ci sono delle direttive leggermente diverse per ogni livello e i ragazzi vengono aiutati a presentarsi nel modo migliore in questi livelli. I cavalli e i pony anche vengono preparati per essere il più competitivi possibili nel loro livello. A seconda dei livelli cambiano un pochino le metodologie di giudizio, a seconda anche delle gare, se sono gare giovanili, se sono nazionali, internazionali, ci sono delle evoluzioni in costante crescita verso le categorie più importanti. C'è qualcuno di voi che si è mai arrabbiata per un voto, un giudizio che non vi sembrava giusto? Guarda, incredibile. Cioè, una volta no. Può succedere. La prima ammissione, vediamo. Che cosa accade? No, più che altro a volte la discordanza tra alcuni giudici che un po' ti lascia perplesso. Sì, esatto. E un po' ti dispiace, magari un giudice ti dà un punteggio molto alto e uno molto basso e non si capisce perché a volte. Queste discordanze tra gli stessi giudici, come si giustificano? Purtroppo possono succedere in queste gare dove ci sono dai 3 ai 5 giudici, qualcuno
qualcuno a seconda anche delle postazioni che hanno intorno al campo può vedere gli esercizi in un modo o nell'altro, a qualcuno piace più un genere di cavallo, un genere di cavaliere, un'esecuzione di un esercizio, ci possono essere delle varianti di punteggio, ma non solo a livello regionale o nazionale nostro, anche a grossi livelli internazionali ci sono tante volte dei punti di differenza tra un giudice e l'altro che cambiano le posizioni in classifica. È un problema in tutte le discipline a giudizio, anche nel pattinaggio, nella ginnastica, in tutte queste attività dove non c'è il punteggio fisso. Chi è più atleta, il cavallo o il cavaliere? Chi risponde? C'è il silenzio totale. Il microfono c'hai tu? Sei democratico proprio. Secondo me è importante che, essendo un binomio, secondo me l'equitazione intanto è creare un binomio con il cavallo, quindi non è né solo il cavallo né solo il cavaliere. Chi è di più atleta? Secondo me tutti e due, bisogna avere una preparazione completa per creare il binomio e per creare... Completo lo farei. Completo lo farei. Però nel periodo invernale, quando magari il tempo non è così clemente, si allenano anche in palestra per aumentare la loro preparazione fisica, specialmente quando hanno un pochettino più tempo, periodi magari di scuola non tanto intensi, comunque vanno in palestra per essere aiutate un pochettino sotto il profilo posturale. Qual è la maturità per il cavallo? A che età? I cavalli sempre attorno ai 10 anni, più o meno così, sono veramente maturi per delle competizioni ad alto livello. E possono gareggiare fino ai? Ci sono cavalli in gara anche a 15 anni, 16 anni, anche a 18, dipende un pochettino dalle competizioni. Diciamo che il rendimento migliore è sempre sui 10-12 anni, così come performance. Ci sono dei cavalli giovani adesso molto qualitativi che si avvicinano anche alle competizioni di Gran Premio. Già anche abbiamo i mondiali cavalli di 9 anni che poi continuano la loro carriera per molti anni se tenuti bene, così come ci sono dei cavalli anziani, i cosiddetti schoolmaster, che insegnano a questi ragazzi giovani veramente come avvicinarsi alle gare più difficili, più importanti. Per l'atleta che fa dressage, qual è l'età della maturità? C'è un'evoluzione dell'età. Per ottenere dei buoni risultati, secondo me, come in tutte le discipline, devono cominciare da piccoli, fare la loro maturazione nelle varie categorie, passare dai pony, dalle categorie ludiche, per poi avviarsi alle categorie agonistiche. C'è un percorso junior, young rider, under 25, che logicamente chi riesce a seguirlo si preparerà meglio alle categorie senior. Ecco. C'è una formazione che parte proprio dai giovani e porta ad arrivare senior con un palmarès di gare importanti da fare per ottenere certi risultati. Si può, fino a che età si riesce ad essere competitivi? Devo dire che in dressage ci sono anche delle persone adulte che hanno la loro età, che ancora si destreggiano. A me ha colpito nell'endurance che nella Coppa delle Regioni vinta dal Veneto c'era un atleta di 16 anni ma anche uno di 70. Sì, ma anche nel dressage ci sono degli atleti grandi che ancora competono ad eccellenti livelli e sono anche atleti importanti. Abbiamo avuto anche dei signori di una certa età anche alle Olimpiadi, giapponesi, inglesi, che hanno... A una certa età cosa intendi dire? Per capire? Anche 70 anni, sì. Ci sono degli atleti grandi che continuano a lavorare, che hanno magari dei ragazzi che gli aiutano a mantenere in lavoro i cavalli, che però ancora le competizioni riescono a farle benissimo. Allora, abbiamo detto atleti che hanno fatto grandi competizioni anche a 70 anni, voi avete 10-15, vi vedete fra 55 anni ancora in gara? Sulla mano chi si immagina? Una? Due? No, lei perché forse? No, lei perché forse? Vieni più vicino. Dipende dalla preparazione fisica che ho adesso e da se continuerò a allenarmi come mi alleno adesso, se mi alleno meno con il lavoro, insomma dipende, però spero. Tu invece sicura hai detto, mi passa il microfono, tu ti vedi invece? Perché, allora, secondo me... La mamma non ce la fa per portarti fino a 70 anni, no, ho detto io fino... Quanti anni mi regge ancora signora?
Poi devi guidare da sola, Dai. Secondo me, siccome è una passione talmente grande per me, cioè, io spero di continuare a gareggiare, vorrei gareggiare per più tempo possibile, perché comunque è una cosa che mi piace fare veramente tanto, e quindi... D'accordo, grazie mille. Allora, dobbiamo smontare in pratica lo studio per prepararlo per il prossimo gruppo di ospiti. Io cedo la linea a Roberta, ma so che c'è anche un ospite che mi attende proprio in zona gare, un cuoco, vediamo se riusciamo a raggiungerlo, se lo troviamo. Quindi insomma adesso la linea a Roberta, poi ci sarà un altro ospite con un collega con degli altri ospiti, insomma succede un po' di tutto e ripeto, dobbiamo anche lavorare per preparare lo studio per i prossimi ospiti. Quindi, grazie a loro tanti che c'erano, ci hanno un po' scombinato, adesso cerchiamo di rimettere le cose in ordine. Linea a Roberta, tienila a lungo, ti prego, parla, chiacchiera. Già Fabio, mentre tu sei allo stand Fise Veneto con il tuo talk dedicato al dressage e con Marta Morgan, io mi trovo al suo stand ma in compagnia di Monica, che ora Monica ci farà vedere quanto è importante sport ed eleganza, un ottimo connubio. L'eleganza prima di tutto sul dressage, e questo è il motivo per la quale partiamo dal frac. Il frac che è il punto di partenza per l'Amazzone in competizione, con le decorazioni di Crystal Fabric sulle punte, sul collo, che sono i dettagli che fanno la differenza dal normale frac. Insieme al frac abbiamo anche i pantaloni, anche questi con diverse opzioni di colore e dettagli. Bene, oltre all'Amazzone e al cavaliere, che devono essere sempre molto eleganti, anche il cavallo ha la sua eleganza. Facci vedere quali sono i dettagli per un cavallo elegante. Certamente, infatti abbiamo due tipi di sottosella: il sottosella da gara, che quindi per il dressage è il classico bianco, ma per il warm-up per il warm-up abbiamo i sottosella colorati come questo in raso, dove l'eleganza con il ricamo di peonie e i dettagli di Swarovski gli danno un tocco di classe. E su queste peonie e questi decori e tutto questo sluccichio ripassiamo la lineata a Fabio, saluteci Marta e anche Vanessa Ferluga. Grazie Roberta, sempre preziosa. Io sono uscito dal nostro set per permettere il cambio ospiti e per guadagnare un po' di tempo e favorire i colleghi vi faccio vedere un'altra tranche, un altro spezzone della prima volta in sella di un personaggio molto famoso, un politico che ha fatto tappa per la prima volta in vita sua a Fieracavalli e che in occasione di questa 120esima edizione di Fieracavalli per la prima volta in vita sua ha messo piede sopra un cavallo. Lo vediamo insieme. Facciamo due passettini. Facciamo due passettini pianino, passo piano. Piano. È il primo cavallo di Matteo Salvini? Sì. Che effetto a fa? Verona sul primo cavallo, ci ho messo 45 anni, ma ho fatto bene. Che effetto fa? Spettacolo. La scendiamo qua, dai. Avete visto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, alla sua prima esperienza in sella. Noi siamo qui sempre con alle spalle il campo prove, dove gli atleti si preparano prima di andare a fare la loro gara di salto ostacoli, ma adesso io cedo la parola a un collega che di cavalli e cavalieri sa davvero tutto, con due ospite fantastiche, quindi mi fa piacere mettermi tra il pubblico, ascoltarli insieme a voi, quindi a te la linea. Grazie Fabio, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti in questo meraviglioso stand del Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri Veneto. Siamo qui con due grandi nomi dell'equitazione azzurra, due eccellenze azzurre, Sara Morganti, Laura Conz, grande atleta
del nostro paradressage Sara Morganti, grande atleta del dressage azzurro Laura Conz e ora tecnico di fama e di importanza assolute. Buongiorno, benvenute, grazie ad entrambe. Grazie Umberto. Naturalmente l'argomento ancora molto caldo è il campionato del mondo di Tryon, dove Sara Morganti ha coronato con 2 medaglie d'oro formidabili una serie di prestazioni altrettanto formidabili, quindi ovviamente grande gioia, ma la gioia immagino sia stata ancora più grande calcolando da dove si è arrivati, no? Perché Sara ha vissuto, lo sapete tutti, una bruttissima esperienza in occasione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, dove a causa di un problema occorso durante la visita veterinaria la sua Royal Delight non è stata nemmeno ammessa all'inizio delle competizioni, una frustrazione, un dolore giganteschi. Ecco, ha avuto un ruolo nella tua prestazione di Tryon ciò che era accaduto a Rio de Janeiro, Sara? Secondo me sì, perché all'inizio, quando sono stata eliminata dai giochi, ovviamente la prima reazione è stata quella di dire io non chiudo qua, smetto, per me non ha più senso, ho fatto dei grandissimi sacrifici, ho usato tutte le mie energie, per cosa? Per arrivare qui e non partecipare, insomma questo era quello che girava nella mia testa. Poi dopo, ragionando bene, cioè, io ho dovuto affrontare delle cose ben più grandi nella vita e fermarmi perché non ho potuto partecipare ai Giochi Paralimpici, non mi sembrava giusto nei miei confronti né nei confronti di chi mi è sempre stato accanto e mi ha aiutato. Quindi ho trasformato questa forte delusione in una motivazione ancora più forte per andare avanti. Agli europei del 2017 abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme a Laura e Alessandro Benedetti, però è arrivato a un 4° posto che ancora non sembrava esattamente corrispondere a quella che era stata la mia prestazione in campo, però io ho scelto una disciplina a giudizio e quindi mi devo rimettere, certamente, mi devo rimettere al giudizio e anche quello, onestamente, quel 4° posto lì non è neanche che mi abbia scalfito più di tanto, anzi abbiamo messo ancora, secondo me, ancora più benzina. E quest'anno abbiamo impiegato tutte le nostre energie. Io, tra le altre cose, ad aprile ho avuto un periodo difficile con la salute, ma con l'aiuto di Laura e di Alessandro, che hanno continuato a portare avanti il lavoro dei cavalli mentre io ero a riposo forzato, e poi anche con l'incitazione da parte loro a riprendere dopo questo momento, abbiamo tutti veramente messo ogni energia. Quando sei arrivata a Tryon, una volta superata la prima visita veterinaria, diciamo, che immagino sia stata una liberazione, quando la gara è cominciata, eri consapevole della possibilità di ottenere il risultato che poi hai ottenuto? Allora, io speravo in una medaglia, questo sì, perché i risultati che avevo avuto a giugno con Royal Delight erano veramente tra i più alti al mondo di tutti i gradi. È vero che avevamo fatto solo una gara con Royal, ma era stata una scelta tecnica e tattica, per cui sapevo quanto avevamo lavorato, quanto stava andando bene. In una medaglia sì, ci speravo. Quando sono entrata in campo io non sapevo niente dei risultati degli altri e volevo solo fare la mia gara. Ho messo insieme tutto quello che mi è stato detto, quello che mi hanno indicato di fare, e la sensazione è stata una delle più belle, forse la più bella della mia vita sportiva. Anche perché
tu tra l'altro arrivavi detentrice del titolo, perché la medaglia d'oro l'avevi conquistata anche a Cannes nel 2014 e quindi... nel freestyle, quindi io nel tecnico onestamente non credevo di poter arrivare al risultato simile. Nel tecnico avevo vinto l'argento a Cannes, però quando sono entrata in campo la sensazione è stata veramente bellissima, proprio che fosse venuto tutto alla perfezione, no? Perché la perfezione non esiste, però che fosse venuto tutto come poteva venire in quel momento della nostra preparazione. Comunque tu per 8 anni sei campione del mondo, è una sensazione che ti fa pensare cosa? Lo dicevo anche a Laura, a Alessandro, a tutti, è stranissimo perché è come se io avessi fatto un sogno, guardo le foto, le immagini, sembra che non sia realmente accaduto, che non sia reale. Sì. Anche se lo vedo, tocco le medaglie, rivivo quelle emozioni bellissime che mi hanno lasciato tra le altre cose un senso proprio di serenità, di pace, come se quello fosse, non lo so, proprio quello che cercavo. La frase che mi viene a dire è ce l'ho fatta, ma nella battaglia che stavo conducendo non era più solo per ottenere un risultato sportivo, era un po' una rivalsa su vari aspetti della mia vita, anche contro quello che mi sta... Questo è il valore principale dello sport nella tua vita fondamentalmente. Perché lo sport ti insegna a cercare di superare i limiti, e di limiti io ne ho molti e aumentano. Però un po' si alimentano a vicenda, no? Lo sport mi insegna a superare i limiti e la vita mi insegna ad affrontarli, e quindi mi aiuta nello sport a fare sempre meglio. E quindi andare lì era un po' come dire guarda che ce l'ho fatta, puoi mettermi i bastoni fra le ruote ma ce l'ho fatta. Laura, tu hai vissuto entrambe le dimensioni, perché tu sei stata una grande campionessa in rettangolo, a cavallo, e adesso sei un trainer, un trainer importante. Sara ha già praticamente fatto capire quale sia l'importanza del tuo ruolo nei risultati che lei sta ottenendo, ma si soffre di più lavorando in sella per un risultato che si deve ottenere in prima persona, oppure stando fuori dal rettangolo? Devo dire che quest'anno è stato un anno un pochino particolare. È stato particolare perché tutti insieme, quindi Alessandro Benedetti, Sara e io, ci siamo molto uniti. Abbiamo creato ma più di una squadra, proprio noi abbiamo chiamato questa bolla, siamo proprio entrati in bolla, e dove di tanto in tanto uno di noi magari usciva perché c'era un elemento di disturbo o un problema di salute come ha avuto Sara, insomma ognuno di noi poi ha una vita, quindi a turno uscivamo dalla bolla, ma a turno gli altri due acchiappavano il terzo e lo riportavano dentro. Quindi questo ha dato, almeno a me personalmente, la possibilità di lavorare con una grande serenità, di poter condividere progetti anche un po' pazzi, perché quest'anno la tattica, diciamo così, di preparazione e di presentazione del binomio a Traion è stata particolarmente, come posso dire, azzardata, nel senso che abbiamo deciso di non far vedere la cavalla. Sara fortunatamente ha altri 2 cavalli, uno di sua proprietà e una di proprietà della World Soul di Jane Audi, che è la Lucky One, e il suo è Ferdinand di Fontabeti, sul quale potevamo contare per comunque far gare e mantenere Sara, diciamo, in spirito di gara, quindi concentrata e abituata alla trasferta e alla pesantezza di una trasferta fisicamente. E quindi io sono arrivata a Traion nella mia bolla, il mio obiettivo era di vincere 2 ori,
Il mio obiettivo era di vincere tutte e 3 le gare. Ma hai sofferto di più o di meno? No, io non ho sofferto, anzi sono stata molto bene. L'unico momento in cui ho scricchiolato, anche data l'età, è stato quando l'ho vista entrare. Non tanto nel giro intorno, perché lì c'era ancora Alessandro Benedetti con lei, ma noi avevamo una procedura, e cioè da metà del rettangolo della lettera E lei doveva seminare, perché la sua calla cammina molto, quindi Alessandro avrebbe dovuto tagliare per arrivare al punto giusto, quindi diciamo mettere la calla sulla velocità e sull'ampiezza di gara. E io quando l'ho vista lì partire, lì mi è venuto un cuore piccolo piccolo, perché lì quando hai queste aspirazioni così alte ti viene come con una velocità incredibile tutto il flash degli ultimi, in particolar modo degli ultimi 6 mesi. E quindi fai un check se non ho dimenticato niente, vero? C'è tutto, ho fatto tutto. Ovvio che c'è sempre qualcosa che puoi fare di più e che tutti noi dentro questa bolla. Il rapporto tra voi, tra Sara e Laura, Laura e Sara, è un rapporto complesso, difficile, semplice, spontaneo? Avete... È un rapporto nel quale noi ormai siamo insieme da 6 anni. Che sarà un rapporto anche umano molto forte, al di là del rapporto tecnico, presumo. Certo, ovviamente sì. No, ma noi siamo insieme da 6 anni e quello che diciamo sempre anche con Ale è che Alessandro Benedetti e io abbiamo iniziato questa esperienza del pari insieme. Io ai tempi ero tecnico della squadra nazionale, lui era l'istruttore, diciamo, chiamiamolo di casa, l'istruttore quotidiano di Sara, e quindi abbiamo un po' iniziato insieme a imparare e a vedere la maniera migliore. Ma quello che abbiamo sempre fatto è stato sempre confrontarci moltissimo con altri tecnici, quello di chiedere e quello mai di ridurre, come dire, di chiuderci. Noi siamo chiusi nella nostra bolla per essere forti insieme, ma non siamo chiusi a quello che è scambi di opinioni, stage, piuttosto che persone che possono anche con una piccola parola aiutarci a guadagnare uno 0,5, perché è molto difficile quando si arriva a livello di Sara. Il miglioramento è veramente impercettibile, io dico sempre come uno scultore che sta lì e rifinisce una ciglia piuttosto che un capello. Cioè... E da questo punto di vista, al di là del risultato che ovviamente parla da solo, questo è evidente, no? Però al di là del risultato, la prestazione di Sara è stata tecnicamente ciò che ci si aspettava? Io credo di sì, perché quando è uscita noi ci siamo strette la mano e io la prima cosa che le ho detto è: a sto giro non ti riesco a dire niente. Quindi sì, decisamente sì. Il fatto che Laura non dica niente, Sara, dovrebbe essere una cosa eloquente di per sé. Che di solito dice qualcosa da ritoccare, giustamente essendo un tecnico è il suo ruolo. Quando esco dal campo di gara che tutti mi dicono brava, lei di solito insomma mi dice allora sì, però allora qui è questo è, giustamente. Tu hai avuto certezza di ciò che la tua prestazione ha rappresentato? Quando ho finito ero molto felice. Ripeto, io non sapevo che cosa avevano fatto gli altri ed ero la penultima a entrare. Il mio istruttore Alessandro era, come ha detto lei, era posizionato in fondo al campo, fuori, e lui vedeva il tabellone. Quindi lui sapeva non solo i punteggi degli altri ma anche il mio già, perché i voti scorrevano. Già avevo avuto questa sensazione di aver fatto veramente una bella cosa. L'ho guardato, ho visto che era commosso.
E proprio c'è anche una foto di me che faccio così perché ho capito che avevo fatto, che la mia sensazione era giusta. Poi ho visto lei che mi ha detto questo giro non so cosa dirti, e dopo è uscito il punteggio, in quel momento ero prima, poi la FEI mi ha intervistato e durante l'intervista mi fa, intanto c'era l'ultimo in campo che era un atleta molto forte, plurimedagliato, e mi fa: com'è vincere un oro? Io l'oro, ho vinto, cioè proprio non lo sapevo ancora, quindi emozione. Sì, è incredibile, veramente. Adesso ci sono ovviamente altre prospettive sportive e agonistiche che si profilano, no, all'orizzonte. Beh sì, intanto adesso Royal Delight starà a riposo fino a marzo e nel frattempo inizieremo, si continua il lavoro su Ferdinand di Fonteabete e sulla Q1. Per ora il programma di gare proprio completo per l'anno prossimo non l'abbiamo ancora fatto. No, abbiamo stabilito già 3 gare internazionali come idea, però stiamo ovviamente anche aspettando la data dei campionati italiani e poi sarebbe bello fare gli europei e insomma ormai dobbiamo anche un po' sfatare il fatto che vinciamo ori solo ai mondiali, no? Esatto. Cioè, quindi, bene, sì. Quindi questo è l'obiettivo di queste 2 straordinarie campionesse dello sport equestre italiano, Sara Morganti, Laura Conz. Le ringraziamo davvero di cuore e facciamo 1000 complimenti da tifosi e da appassionati del nostro sport dallo stand del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri. Salutiamo Laura Conz e Sara Morganti e salutiamo tutti voi. Arrivederci, a presto. Grazie mille Umberto, grazie a tutti, arrivederci. Abbiniamo la cultura del cavallo alla cultura dell'equitazione, questi 2 mondi, visto che abbiamo un cuoco, Franco Favoretto, che andava o va a cavallo. La grande passione nel cuore sono i cavalli, dopo il baccalà, però prima di tutti i cavalli. Sì. Io conosco moltissime persone che amano i cavalli, per esempio, che non mangiano per principio la carne di cavallo. Ma io sono nato in un ristorante e di fronte c'era un commerciante di cavalli. E io ho 57 anni, ero piccolo e il commercio di cavalli una volta era così, arrivavano in questa grande scuderia, grande stalla più che scuderia, e lì c'era proprio questa divisione da cavallo da tiro, cavallo da sella e purtroppo anche cavallo da carne, quindi tu cresci in una cultura che o si monta o si attacca o si mangia. Lei visto che appunto ha questa passione per il baccalà, quindi per un pesce norvegese, perché loro mangiano soltanto lo stoccafisso di seconda scelta, perché la prima scelta è tutta per l'Italia. La carne di cavallo nella cucina è una carne che viene utilizzata e pregiata, oppure oggi come oggi nel consumo, nella scelta anche del pubblico, è vista un po' in maniera diversa? Ma io amo profondamente i cavalli, amo profondamente la cucina, dico, come quando uno mi dice ma tu vai in Norvegia non avrai mica mangiato la balena e tu qua mangi un vitello, mangi un capretto, hai mai sentito quando si uccide un capretto? È angosciante per me, eppure nella nostra cultura della grandissima cucina italiana Pasqua si mangia il capretto, voglio dire, ci stupiamo della balena e poi andiamo a mangiare il capretto che quando purtroppo viene ucciso grida come un bambino, allora siamo pieni di controsensi, insomma, quindi come il cacciatore, il pescatore, se io dico caccio o pesco il pesce che devo cucinare e mangiare, non ci trovo niente di così sbagliato, ecco. Come è nato invece l'amore per il baccalà? Insomma, baccalà che noi chiamiamo baccalà ma è stoccafisso. Tra l'altro quale baccalà?
Insomma, noi importiamo, noi in Italia... Fatto come, voglio dire? Insomma, io sono uno dei 4 fondatori della Dogale Confraternita del baccalà mantecato, quindi... Però io lo amo... Quindi bianco? Sì, ma lo amo tutto, insomma, non è... sia lo stocco che il baccalà, sia il salato che il secco, insomma... visto che i norvegesi mi hanno fregiato di questo titolo di ambasciatore dello stoccafisso nel mondo, quindi per me, ma soprattutto, a parte tutti questi titoli, amo fare quello che faccio, quindi amo i cavalli, amo cucinare, amo il cibo, amo di essere nato italiano. Qua la domanda cattiva, ma se le propongono una bella tavolata di amici per mangiare, una bella cucina con prodotti di qualità per cucinare o una bella corsa a cavallo? Sì, mi metti in imbarazzo. Sì. Beh, insomma, montare a cavallo per me vuol dire rinascere, quindi quando sono fuso completamente dalla cucina, anche entrare in una scuderia, in un paddock, anche senza montare, respirare il profumo del letame, dico io, e accarezzare un cavallo, già sono felice. Proprio ieri Salvini, il ministro degli interni, ha detto i profumi, gli odori sani. Assolutamente sì, insomma, parlate con uno che ama lo stoccafisso. Tuttora a Venezia si dice senti che spuzza il baccalà, ma vi garantisco che se venite a trovarmi il baccalà di vino sentite solo profumi. Ha avuto inizio la seconda giornata a Fiera Cavalli qui a Verona, questo venerdì pieno di sport, natura, passioni che si incontrano dopo 120 anni, sempre qui a Fiera Cavalli a Verona. L'equitazione è la big, il tutto qui dentro, c'è di tutto e di più. Dai piccoli ai grandi si possono avvicinare al mondo equestre. Ricordiamoci che da oggi hanno inizio anche le gare della Coppa del Mondo al padiglione 8, dove i veri big si incontrano per il sport. Non mancate che abbiamo un Veneto Doc che ci aspetta, Alberto Zorzi. Però potete darmi il tempo almeno di arrivare dal campo gare. Chiedo scusa, mi ero perso via per parlare di stoccafisso e di baccalà, insomma, a voi la buona cucina? Il baccalà no, il baccalà? Se ci sente l'ospite di prima, no, le rifaccio la domanda, il baccalà le piace? Moltissimo, anzi sognavo di... lei? Proprio, io mattina, mezzogiorno e sera, vabbè, insomma, piatto preferito? Il lesso con la perà. Scusi? Da buona veronese, il lesso con la perà. La peverala? No, la pera. Con la pera? Pera, è una salsa veronese che si mangia con i bolliti. Non la conosci, a base di cosa? Pane, brodo, pepe e midollo osseo, molto buona. Questa salsa? Sì. Io scopro delle cose interessantissime. A me, che mi frega me del dressage, c'ho una fame, non ne posso più. Quindi... Deve venire a Verona a mangiarla. Come si chiama? Pera. Pera? No, non l'ho mai sentita. Con l'accento sulla fine. Pera? Sì. Interessante. Bollito? Lei la conosceva ovviamente? Io sono milanese di nascita, ma vivo nel Veneto dagli anni 80. Sì. È un profugo. Piatto preferito? A me piace sempre il risotto alla milanese. Il zafferano? Zafferano. Cotoletta? Oddio, io cerco di essere più vegetariano perché ho qualche problemino di salute. Non questioni etiche. Diciamo che c'è qualcun altro che mangia con me, è meglio non mangi. Domanda, prima parlavamo con il cuoco della carne di cavallo, essendo lui un cuoco, mai mangiato in vita tua? Prima di iniziare ad andare a cavallo sì, l'unica cosa che mangiavo erano gli sfilacci. Gli sfilacci e dopo ho iniziato ad andare a cavallo e ho detto basta. Basta? Cavallo basta. È un classico. No, io non l'ho mai mangiata, continuo così. Non è nessuna attrazione verso... No. Assolutamente. Allora, parliamo di dressage, ne parliamo in chiave paralimpica e devo dire che in questo senso, visto che siamo in Veneto, è una fortuna che per il movimento paralimpico ci sia stata una Bebe-Vio, diciamocelo, perché ha portato l'attenzione sugli sport paralimpici. No, le chiedo scusa, siamo in diretta televisiva, ma succede di tutto, siamo in diretta, quindi
Siamo in diretta, invece veniva un signore, non c'è problema. Dicevamo, avrà l'attenzione sui sport paralimpici, dove l'Italia, devo dire, vince anche molte medaglie, insomma. Nell'equitazione, nel dressage, cosa possiamo dire? Qual è il livello italiano? Con Sara Morganti si vincono le medaglie d'oro. Per il resto siamo un po' da fare ancora. Il movimento come va? Prima ce n'erano sempre meno, adesso mi sembra che qualcuno si avvicina, però se lo promuoviamo è più facile. Infatti siamo qua anche per questo. Esatto. Difatti vi ringrazio per quello, proprio perché c'è bisogno di far vedere che ci sono delle persone che si mettono in gioco nonostante i loro problemi fisici. Sarà che io non riesco a vederli diversi, nel senso, cioè per me, io non ho l'olfatto, non ho la memoria, sono sordastro. Ognuno ha i suoi, insomma. Tra l'altro la gente mi prende in giro perché io non mi ricordo, non ti riconosco, non so come ti chiami, mi prende in giro, no, non ho la memoria, l'ho persa. E non mi ricordo come, ovviamente. Per cui ognuno ha le sue, per cui è che non fanno discipline paralimpiche per quelli senza memoria. Vorrei tanto, ma non mi prendono in considerazione. Personalmente, perché hai scelto il dressage? Tra i 1000 sport che potevano essere e tra le 1000 discipline, tra le tante discipline equestri, perché hai scelto il dressage? Allora, io ho iniziato ad andare a cavallo normalmente, tra virgolette. Qui sei anormale adesso? No, nel senso che non conoscevo gli sport paralimpici fino al 2011 e quindi avevo iniziato col salto ostacoli, facendo anche 2 completi e dei dressage da normodotati con il mio cavallo che avevo da salto per poter prendere i punti per il famigerato primo grado. E dopo varie brutte cadute, diciamo, ho deciso di dedicarmi solo al dressage, ho detto magari un po' più tranquillo, senza tanti ostacoli. In campagna o negli ostacoli? A ostacoli. È un classico, guarda che in campagna si cade molto meno che sugli ostacoli, è quello che mi dicono i completisti. Beh, possiamo dire lui viene dal completo, dal cross. Infatti il dressage era la disciplina in cui riuscivo peggio. Quindi peggio? Esatto, però come paralimpico c'è solo quella. È l'unica disciplina. Sì, ma è anche giusto sia così perché è più semplice. È meno pericoloso. Cioè, qualsiasi medico mi dice non cadere mai. Quindi è meglio il dressage che rischio molto meno. Mi sembra corretto. Oddio, le altre cose del completo, il salto ostacoli e la campagna mi davano tanta adrenalina. Adesso però è una bella sfida. Francamente, che umanamente dalla mia esperienza a cavallo sono più attirato dalla campagna. Però io credo che l'adrenalina in realtà del dressage non sia poca. Perché in realtà in campagna hai dei momenti di, tra virgolette, di riposo mentale negli spazi più lunghi di quelli che c'è in un salto ostacoli. Nel dressage credo che non ci sia un momento di... No, la ripresa è tutto un susseguirsi di esercizi. E per cui non credo ci sia un momento di... 5 minuti bisogna, o più o meno, bisogna stare concentrati, se no magari si incappa nell'errore, insomma. Cavallo tuo? Sì. Che ci lavori da quando? Dal 2014, quindi sono 4 anni. Il cavallo mio è arrivato da 2 mesi dalla Germania, quindi... Fresco. Quanti anni hai il nuovo figliolo? 12 anni. 12 anni. 12 anni, quindi è maturo, è un cavallo molto tranquillo e quindi va bene per una persona come me che non può permettersi il lusso di gestire un cavallo nevrile. Abbiamo una certa età, diciamocelo, abbiamo una certa età, è inutile negarcelo. Il tuo invece quanto ha? Il mio ha 11 anni, e anche lui è un cavallo tedesco, arrivato dalla Germania a febbraio 2014. Come l'hai scelto? Ne ho provati molti, in vari viaggi in Svezia, in Germania e così, e poi finalmente sono arrivata a lui.
l'ho provato la prima volta e ho deciso di fermarmi una notte in Germania per riprovarlo il giorno dopo. Era scattata la scintilla. Era quello con cui mi sono trovata meglio tra tutti quelli che avevo provato. Nel suo caso invece? Il cavallo l'ha scelto il mio istruttore perché noi siamo un trinomio. Lei lo monta mezz'ora prima della gara e io dopo pochi minuti faccio la gara. Quindi lei è più competente, capisce bene, mi vede in cima al cavallo, ha scelto quel cavallo per me e io mi fido di lei. Quelle che sono delle immagini che sono arrivate della nostra ospite, siete davvero bellissimi a vedervi. Belle le foto, perché sono anche belle le foto, devo dire la verità, però davvero siete una bellissima coppia, insomma. Siete davvero una bellissima coppia, assolutamente, cioè, bello guardarvi, insomma. Poi devo anche dire che francamente l'abbigliamento del dressage è molto bello, onestamente anche l'eleganza. Frac perché stavo facendo delle categorie M da normodotata e dalle M in poi si può usare il frac, che è quella giacca con le code dietro. Ti piace il frac? Sì, molto. da come l'hai detto si capiva che il frac ti prendeva. Passione per l'abbigliamento? Noi maschietti siamo meno sensibili di solito. Diciamo che lei è un cigno e io il bruttanatroccolo. No, io parlo dell'abbigliamento. L'abbigliamento, un uomo alla giacca. Tu il frac, se fai le M. Beh, ma io alle M non ci arriverò mai. Dai, mai dire mai. Beh, soltanto a quel livello sicuramente il frac, nelle altre no. Dalle M in su. Da lei in giù no. No. E F giacca. Giacca. E anche nel paralimpico la giacca. Giacca. Il colore è obbligatorio della giacca? Scure. Scure. Sì. Il tuo scuro che colore è? Blu. Blu. Nero. No, un minimo di... Nero, bianco, i stivali neri. Cioè, devi essere comunque un attimo elegante, cravatta bianca. Sì, anche perché insomma questo è uno sport che è fatto di eleganza, nei movimenti, in tutto, quindi credo che sia... Vabbè, il dressage è anche l'università del cavallo ed è vero, perché è più difficile di altre discipline. Da completista, esatto. È più difficile anche del salto ostacoli? Sì, indubbiamente, come ha detto giustamente Silvia. In ripresa ogni secondo devi pensare all'azione che devi fare con le mani, con le gambe, e ricordarti bene dove devi andare, devi piegarlo, devi tenerlo, devi mollarlo. Non hai un attimo, sei in apnea come. Qual è il passaggio più difficile per il tuo cavallo? Quello che ti fa stare un po' in apprensione perché sai che vecchio mio siamo attenti. Un po' i passi indietro e un po' il galoppo rovescio a volte. A volte però ci sono un po' di incomprensioni da parte sua e mia dovute al carattere forte sia mio che suo, perché ha il suo bel carattere il mio cavallo. C'è un bel caratterino. C'è un bel caratterino, per quanto... Per me è presto, cioè io devo ringraziare questo cavallo che intanto mi sopporta. Che non è poco. Esatto. Che non è poco. E piano piano ti metti insieme, ma anche le figure dopo lui le ha già fatte nella sua vita e ti fa vedere che sei tu che sbagli, insomma. Prima ne parlavo con delle ragazzine. La gara, quanto è importante? Ma per me, come paralimpico, lo sport è importante. Lo sport è una cosa e la gara è un'altra. E la gara fa parte dello sport, forse la gara più difficile per me è vedere il risultato degli esami che faccio per le malattie che ho. E però questo sport mi ha fatto abbattere a metà i valori. Ah, questo è bellissimo questo. Quindi io ci
vedo la vita. Quindi deve raddoppiare il tempo a cavallo, così i lavoratori vanno, se sono dimezzati. Sicuramente hai una motivazione nella gara, anche perché noi ci poniamo degli obiettivi. Adesso Silvia sicuramente è più grande dei miei, ma lei... No, guarda, lei non si illuda che lei è più grande di Silvia, cioè io credo che come età, francamente, lei può passarsi per ragazzino, ma lei è più grande di Silvia. Io ho questa sensazione, lei è un po' vanitoso, ma secondo me, detta così, la sensazione è che lei abbia mentito. I tuoi obiettivi? I miei obiettivi a lungo termine vorrei emergere nelle categorie normodotati, magari fare un St. George in un futuro, quindi migliorarmi su esercizi più difficili. Per quanto riguarda gli sport paralimpici, la parte paralimpica? Il sogno di qualsiasi atleta di qualsiasi sport sarebbero le Olimpiadi, le Paralimpiadi. Quanto sei vicino o lontana dal partito? Chi lo sa? Datti un giudizio sincero. La strada è lunga, in salita e quindi un passetto alla volta, vediamo dove si arriva. Ci sono molte altre ragazze che contendono il posto in squadra? Oddio, il numero sta aumentando, quindi magari la competizione per avere il posto in squadra sarà maggiore magari da qui a 2 anni. 0 a 10, che voto daresti? Un 6. Un 6. Al cavallo da solo? Il cavallo da solo ha un 8,5, 9. Però insomma, impegnati di più perché per cavallo è candidato di un'ora impegnati di più, no, scherzo tanto, insomma. Però è bello che uno sappia farsi autocritiche. Insomma. A cavallo quante ore al giorno? Quante ore a settimana, meglio, quante volte? Il maneggio ci vado tutti i giorni, a parte il lunedì che il maneggio è chiuso e di solito lo giro alla corda un 40 minuti e poi va al paddock, oppure quando e questo lo faccio 1 o 2 volte a settimana. Poi gli altri giorni lo monto, magari con degli esercizi solo più semplici da fare a tenere la condizione, a volte provo le riprese, comunque su un'ora, un'ora e mezza sto in sella, dopo comunque resta fuori al prato. In sella? 4, ma io ho bisogno di far trinomio, quindi c'è chi me lo muove prima. Perfetto, allora. Giusto per dire, dato che il maneggio è chiuso di lunedì, domani è sabato, quindi monti? Lavoro la mattina perché lavoro in ospedale, il pomeriggio vado a montarlo, sì. Domani me lo faccio girare perché il mio istruttore non c'è, però torna domenica e domenica... Sto facendo, lo vai a guardare mentre gira o no? Sì, assolutamente. Rigorosamente. Beh, ma anche tutto il rapporto che stai costruendo con lui, ho sempre avuto, è un cavallo coccolone, ha bisogno proprio allora, l'ultima cosa per salutarvi, il cavallo si chiama, hai detto? E come lo chiami? Roy o Schatzi. Roy o? Schatzi. È chiarissimo, Roy. È una parola tedesca. Che vuol dire? Tesoro. Ah, ecco, l'abbiamo svelato. Tesoro. Il cavallo si chiama? Sul passaporto Face si chiama Funny Face 8. Bene, come lo chiama? Io lo chiamo Angelo. Angelo e Tesoro, ci sono dichiarati, Angelo e Tesoro. Grazie mille a loro due per averci fatto compagnia, noi siamo giunti al termine di questo spazio, ma vi ricordo che continuiamo anche domani qui da Fiera Cavalli a raccontarvi il mondo del cavallo con Ride TV dallo stand della FISE Veneto al padiglione 5. Noi siamo qua, veniteci a trovare e seguiteci sui social, appunto sia Ride TV, che lo vedete scritto in sovraimpressione, che FISE Veneto. A domani, grazie. Guarda Simone è atteso in giuria.